Un colpo da film militare ha paralizzato Nuoro. Una banda di 6 persone ha svaligiato il deposito dei Monopoli di Stato a Prato Sardo con una strategia folle. Furgoni come arieti, chiodi sull'asfalto e un finto allarme bomba con bombole di gas. Qual era il vero obiettivo di questo show criminale che ha bloccato scuole e bus per mezza Sardegna? Ti spiego subito come hanno agito e perché il finto ordigno era la loro arma più geniale. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. È successo tutto alle 3 del mattino. L'obiettivo? Il deposito dei Monopoli di Stato a Prato Sardo, Nuoro. Un comando di almeno 6 persone ha agito con una precisione quasi militare. Hanno usato 2 furgoni rubati, uno come ariete per sfondare l'ingresso, l'altro per caricare un bottino ingente di tabacchi lavorati. Ma la vera genialità, o follia, è arrivata dopo. Per coprirsi la fuga hanno bloccato l'unica strada d'accesso. Hanno steso chiodi sull'asfalto, la stessa tecnica usata negli assalti ai portavalori, e teso catene per un blocco totale. Poi, il capolavoro del depistaggio, hanno lasciato un finto ordigno bomba con bombole di gas vuote e fili elettrici e uno striscione con una minaccia. Tutto falso naturalmente, ma studiato apposta per seminare il panico e paralizzare i soccorsi. Il piano, inutile dirlo, ha funzionato benissimo. Gli artificieri sono dovuti intervenire, l'intera zona industriale è stata isolata e Nuoro è andata in tilt. Bus e ARST cancellati, studenti a casa, aziende bloccate e persino la distribuzione del pane saltata. Un colpo di stampo militare che ha avuto un impatto devastante, dimostrando una vulnerabilità preoccupante nel cuore produttivo della Sardegna. Questa rapina ci dimostra che le bande criminali in Sardegna hanno alzato l'asticella delle loro operazioni, usando tattiche sofisticate e psicologiche. Il finto allarme bomba ha causato più danni alla comunità del furto stesso. Secondo te, come può la Sardegna difendersi da questo tipo di attacchi spettacolari che colpiscono la nostra economia e la nostra vita quotidiana? Un episodio che ha scosso Prato Sardo. Iscriviti, metti un like e commenta se anche tu credi che sia fondamentale tenere alta l'attenzione su problemi di sicurezza a Nuoro. Ti ricordo che se vuoi supportare il canale puoi fare una donazione sul link PayPal in descrizione. Io ti ringrazio per la visione e per l'ascolto e ti auguro una bellissima giornata.